Buongiorno a tutti, buongiorno, benvenuti in questa nuova live targata Reni Retro. Buongiorno a tutti, benvenuti in questo sabato di agosto, 3 agosto 2024, sono le ore 10:55. Benvenuti. Allora, cosa dobbiamo fare oggi? Oggi dobbiamo recuperare un po' gli sfogliamo insieme, quindi tutti quelli che sono collegati da YouTube sapranno dal titolo che ho dato alla live che faremo lo sfogliamo insieme di alcune riviste. Dato che ho parlato di Reni Retro, saranno riviste di retro gaming, retro computing e chi più ne ha più ne metta, insomma. Sono rimasto molto indietro con questi sfogliamo insieme, quindi vediamo se ad agosto riusciremo, magari facendo più frequentemente delle live, a recuperare le numerose riviste che si sono, diciamo, accatastate, proprio così, per fare questo sfogliamo insieme. Allora, oggi dobbiamo fare lo sfogliamo insieme di questi 3 pacchi. Tra l'altro, quello che contengono io già lo so, ovviamente. Sono pacchi anche dell'anno scorso, di settembre addirittura dell'anno scorso, quindi vediamo cosa contengono. Io non stanno neanche in ordine, non so se c'è una data qua, non c'è una data qua, assolutamente no. Queste sono tutte bianche, vedete, sono buste bianche, quindi non c'è una data. Io direi buongiorno a chi è collegato anche da Waveful. Volevo salutare tutti gli amici di Waveful, questa nuova piattaforma tutta italiana, diciamo un nuovo social network che da poco ha attivato anche le live sulla sua piattaforma e quindi diciamo ha avuto un ulteriore boom di iscrizioni. Se volete iscrivervi, chi è connesso tramite YouTube o tramite Facebook, trovate in descrizione del video il link per scaricare ed iscrivervi al nuovo social network che è Waveful. Ok? Allora, andiamo avanti, cominciamo ad aprire, diciamo, questa. Vediamo se riusciamo a fare lo sfogliamo insieme di tutte e 3 queste riviste. Allora, io direi, cominciamo proprio, apriamo, non c'è bisogno neanche del coltellino. Eccoci qua, andiamo a ovviamente la rivista è Zap, quindi tutti, faccio vedere anche a chi è collegato, anche se non ho capito su Waveful come si può togliere l'immagine speculare, perché chi è collegato da Waveful non legge Zap perché diciamo c'è lo specchio sull'immagine. Comunque questa è la rivista, la prima, diciamo, poi vediamo se il tempo ci permette, ne sfoglieremo anche altre. Come vedete, nella prima di copertina c'è un gioco iconico degli anni 90 che è Street Fighter, e questo era, diciamo, il bonus track quando bisognava distruggere la macchina il più possibile in un certo determinato tempo. Ok, quindi questa è la rivista Zap, che non è quella degli anni 80-90, e attenzione, questo è il nuovo Zap, anzi mi sa che io devo pure rinnovare l'abbonamento, che mi sa che mi è scaduto, quindi dopo andrò pure sul sito loro e andrò a vedere l'abbonamento, il mio abbonamento a che punto sta. Come vedete questo è il numero 1095 del 2023. Purtroppo chi è collegato da Waveful non lo può vedere, lo farò vedere a chi è collegato da YouTube. Su YouTube mi trovate tranquillamente come Renato De Vita, ok, con la C di Commodore, sempre lo stesso identico logo. Io ce l'ho su Facebook, ce l'ho su Instagram, ce l'ho su Waveful, ce l'ho su TikTok, sempre lo stesso, che è la C di Commodore, gloriosa marca di home computer eccetera. Fatto anche tante altre cose. Allora, quindi questa sono la prima di copertina e la quarta di copertina di Zap. Andiamo a vedere il contenuto di questa rivista. Allora, innanzitutto la copertina è di cartone, carta lucida, ed è stampata molto molto bene. Bellissima questa copertina, bellissima. Poi andiamo a vedere l'interno, eccolo qua. Come al solito c'è l'editoriale, il sommario e il gaming news.
ok? Quindi andiamo a sfogliare, questo quindi è uscito l'anno scorso questo numero, ok? Quindi Gaming News, Montezuma si rivendica. Ah, a me piaceva tanto Montezuma, Montezuma il gioco era spettacolare. Ok? C'è un bel editoriale, sempre di Paolo Besser, vedete? Oh, qua, Paolo Besser, l'editoriale, molto, poi andrà letto comunque. Gaming News, ecco, poi c'è sta il Defender ritrovato, Commander Keen su MSX, ecco arriva l'Ancillotto, il signor... Comunque, bello, bello sia il sommario che il Gaming News. Andiamo avanti, altre Gaming News, vedete? Ne leggiamo qualcuna di Gaming News, vediamo un po'. Il vicino non avrà le mie salsicce. Poi Vigevano, Retrofortuna, c'è sempre a Vigevano una fiera bellissima di retro computing. Flimbo su Atari, Braccio di Ferro torna su Atari, Popeye, in Italia lo chiamiamo Popeye, ok? Quindi c'è Braccio di Ferro che ritorna su Atari. Andiamo a vedere, e qui oltre a parlare di Dark Forces c'è anche il continuo di Gaming News. Rain per Amiga. Ah, Rane, no Rain, Rain è un'altra cosa. Rane per Amiga perché c'è il famoso Frogger, però io Rane magari me lo sarei aspettato il nome da edicola, magari perché in edicola negli anni 80 sulle varie compilation, i Magnifici 5, i Magnifici 7, Special Play Games, eccetera, rinominavano tutti i giochi e quindi magari un Frogger diventava Rane, infatti Rane per Amiga. Mi sa che Frogger su Amiga tra l'altro neanche era mai uscito, quindi hanno fatto adesso il porting. Poi c'è sta Botte da Campioni su Amiga ed altre cose poi che diciamo conviene poi leggersi con più calma se uno è interessato a comprarsi la rivista. Ecco, io faccio vedere, nello sfogliamo insieme, faccio vedere l'impaginazione, le figure, però diciamo che se uno è interessato poi a leggere bene gli articoli che ci sono in questa rivista, conviene andare a fare l'acquisto su... poi semmai metto il link in descrizione del video, comunque mi pare che era oboli.zappmagazine.it, una cosa del genere. Comunque mi pare che c'è all'interno della rivista, poi lo vedremo la pubblicità, insomma. Quindi Dark Forces per Amiga, vedete che bello che è, cioè l'impaginazione ricorda molto quella di Zap degli anni passati, ok? Andiamo avanti che se no ci mettiamo veramente troppo tempo a fare questo. Vedete che ovviamente ricorda molto Star Wars questo, diciamo, questo gioco. C'è Darth Vader, qui vedete un'immagine con Darth Vader, ok? Anakin Skywalker. SNK vs Capcom, medaglia d'oro. Che spettacolo! Questa rivista è veramente uno spettacolo. Up Waveful Join. Non c'è niente su Wonder Boy. Wonder Boy era il gioco preferito di mia moglie. Io ci giocavo parecchio. Non lo so se qua parleranno di Wonder Boy. Sfogliamo insieme. Io avete visto, l'ho aperta adesso questa rivista, è da settembre che sta lì imballata. Può darsi pure che c'è, risponda a una domanda che mi hanno fatto su Waveful. Se c'è qualcosa su Wonder Boy. Wonder Boy mi sembra, non lo so. Non mi sembra di averlo letto, però può darsi pure, Faccio vedere agli amici di YouTube questa immagine bellissima di Street Fighter. Street Fighter. Andiamo avanti. Guardate l'impaginazione quanto può essere bella di questa rivista. Ma poi è molto buona anche la carta su cui è stampata, devo dire la verità. Poi ci sono, come sempre, le tabelle per dare i voti. Per chi ha la mia età, 50 anni,
e quindi leggeva ogni mese in edicola Zap, quello storico, c'era sempre la tabella a fine recensione del gioco in cui davano i voti alla presentazione, alla grafica, al sonoro, all'appetibilità, alla longevità e poi c'era il voto globale. Ok? In questo caso voto globale ha avuto 96. Ok? Bill e Ted's Excellent Game Boy Adventures. Vedete, il Game Boy era bicolore, cioè aveva uno sfondo verdino che tende sul grigio, il Game Boy, quello portatile, e poi tutto era nero. Ok? E qui si tratta di questo gioco Bill e Ted's Excellent Adventures. E questo ha avuto 93% di globale. C'è tutta una recensione che andrebbe letta attentamente per chi ha ancora il Game Boy, oppure ci sono anche su internet i vari emulatori e con un emulatore si può... Oh, questo è un gioco che io quanto mi piaceva più, tra l'altro, che stava sempre a caricare, però ce l'avevo sul dischetto, 2 dischetti, 4 facciate. DuckTales della Disney, DuckTales della Disney, che c'era anche su Amiga, bisogna dirlo. Questo è per il Super NES, Super Nintendo Entertainment System, e questo c'era su Commodore 64 e su Amiga, ma a me su Commodore 64 quanto ci ho giocato a DuckTales. 2 dischetti, 4 facciate, stavi sempre a caricare, però diciamo che l'1541 era abbastanza veloce nei caricamenti rispetto poi al nastro, al dataset, e quindi la giocabilità c'era. Questo sul Super NES ha preso come globale 94%, quindi come conversione non è male. Qui sopra ci hanno messo anche qui, qua e qua, i nipotini di Paperino. Quindi DuckTales è molto molto bello come gioco, me lo ricordo benissimo. Cave Story, questo è test per Mega Drive. Cave Story, medaglia d'oro di Zap. Sto attento molto ai riflessi per chi si collega da YouTube, per chi è collegato da YouTube, per chi è collegato, buongiorno, per chi è collegato da Waveful, purtroppo, cioè, a parte c'è la telecamera del cellulare e quindi la risoluzione è quella che mi dà Waveful, quindi diciamo quasi non si presta a fare questi sfogliamo insieme, però diciamo per sfruttare un po' queste live che ci sono anche su Waveful, diciamo vado in live anche lì col cellulare direttamente. Questo è Cave Story per Mega Drive, test medaglia d'oro di Zap, ok? E ha preso ovviamente 95% come voto globale. Oh, chi non ricorda i Lemmings, che era un gioco più che altro di intelligenza? Bisognava prendere tutti questi esserini che entravano da una parte dello schermo e farli arrivare il maggior numero possibile, se possibile tutti, nell'uscita del livello. E per fare questo bisognava adoperare diversi, non solo diversi di loro, che ne so, c'era quello che bloccava, quello che cambiava la direzione, cioè diciamo i Lemmings è rimasto un gioco storico su Amiga, uscì all'epoca, poi venne fatta la conversione anche su PC, sui 486 e i primi Pentium, e Lemmings, questo è il test perché hanno fatto una portabilità addirittura sul Plus 4, Commodore Plus 4, che uscì ovviamente dopo il Commodore 64, più o meno insieme al Commodore 16, e questa è diciamo, una conversione di questo iconico gioco Lemmings su Commodore Plus 4. Ha preso 90%. Io poi piano piano questi me le leggo, sto andando un po' veloce perché vorrei riuscire ad aprire almeno un'altra di queste riviste, di questi Zap, ok? Andiamo avanti a sfogliare. Rocky & Co. Test su Commodore 64. Allora, volevo dire anche un'altra cosa. Come vedete, vengono ancora sviluppati giochi e software per il biscottone, che poi nel futuro ha preso la forma più dell'Amiga 500, dell'Amiga 600. Diciamo, il Commodore 64 che resta, diciamo, l'home computer che ha venduto più unità nel mondo. Vengono ancora non solo creati hardware
quindi vari SD, TUI, EC, eccetera, per gli appassionati, e anche dei nuovi giochi e dei nuovi software, sfruttando le conoscenze attuali per diciamo sfruttare ancora meglio quei pochissimi kilobyte di RAM. All'accensione erano 38.911, 38K, quindi diciamo che nasceva con 64, ma si sa tra il kernel, la ROM basic, il SID eccetera, un po' di questa RAM veniva occupata per riallocare tutti i vari chip, e quindi ne rimanevano 38.000, 38K liberi, però diciamo con alcuni accorgimenti se ne riuscivano a sfruttare anche di più. The Firebird per Mega Drive, e ovviamente il Commodore 64 non è l'unico che viene ancora utilizzato dagli appassionati, ma come vedete c'è anche il Mega Drive, Sega Mega Drive, ok? E qui parlano del gioco Firebird che ha preso come globale 82%, ok? Poi c'è un altro test, Gold Mine Run, guardate, Gold Mine Run, e questo è per MS-DOS, quindi se avete un PC già con Windows purtroppo dovete caricare sempre un emulatore che vi permette di emulare magari un Pentium 233, un Pentium 2, però che abbia alla base MS-DOS, magari 6.22, che dovrebbe essere l'ultimo MS-DOS, oppure anche Dr. DOS, perché questi giochi certo preferivano il DOS originale con la della Microsoft, comunque dovete sempre poi essere abbastanza bravi da poter poi installare sotto DOS e lanciare dentro il config sys e dentro la texec.bat le varie schede audio, se avete delle interfacce joystick eccetera, perché all'epoca per far funzionare questi giochi era tutt'altro che semplice, dovevi avere un DOS installato correttamente sul PC, quindi con tutte le periferiche nel config sys elencate, e quindi correttamente caricate senza errori in avvio. A quel punto potevate tranquillamente giocare e caricare tramite il file.exe il gioco su MS-DOS, ok? E qua parla di Gold Mine Run 84%. Oh, un altro gioco che ecco, questo anche mi piaceva di più sul Commodore 64 che su Amiga. Si parla di Stunt Car Racer. Stunt Car Racer, questo l'hanno fatto la conversione per Commodore Plus 4. Ragazzi, questo era un bellissimo gioco, si correva con una macchina, che questa è l'immagine della macchina, su una pista sospesa che era fatta con la funzione vettoriale. Diciamo, la pista erano delle linee, quindi era in vettoriale, anche se la macchina era disegnata bene, era così, e ti lasciavano con un elicottero o con una gru, non si è mai capito, insomma, non so se lo specifica, su questa pista, e tu dovevi rimanere su questa pista, se no cascavi di sotto. Ma bellissimo, ci ho fatto un sacco di partite su Commodore 64, più che su Amiga. Hanno fatto pure la versione per Amiga di questo gioco, adesso addirittura c'è per Plus 4, guardate, cioè per Commodore Plus 4, veramente una grande conquista. Tales of Gorluth 3, questo è per Amiga, guardate che bello, Tales of Gorluth 3, Amiga. L'impaginazione di questa rivista mi porta indietro di tanti anni, oramai ho 50 anni, e quindi si va indietro di parecchio. Questo Tales of Gorluth 3 per Commodore 64 ha preso 84% di globale, ok? Adventure, i nuovi racconti di Mago Merlino, ed ecco i nuovi racconti di Mago Merlino, Amiga. Allora, Night Shift per Amiga, Night Shift ha preso 80%, Holiday ha preso 60%. Andiamo avanti, qua ci sta Chalus Course Chapter 1 per C64 e Amstrad, ha preso 71%. Vi faccio vedere queste due pagine, se no magari poi mi dite che ho saltato delle pagine. C64 e Amstrad 71%,
Poi Rodolfo Scailariente de Archaeologist, 72%, però non ho capito per quale. Sempre C64 e Amstrad. Ah no, questo era per Amstrad e invece Chalus Curse Chapter 1 è per C64, ecco. Quindi questo Rodolfo è per Amstrad, ha preso 72. Oh, Lilis Ninja. Qui c'è Lilis Ninja, vedete? Per lo Spectrum, ok? Quindi c'è Lilis Ninja per lo Spectrum. Penso sia per lo Spectrum 48K, non so se va bene pure quello a 16. Non lo dice per lo Spectrum. Comunque ha preso 85%. Quindi fanno ancora giochi. Addirittura, ciao Antonio! Benvenuto Antonio! E niente, fanno ancora giochi anche per lo Spectrum. Ma io ho visto che fanno giochi anche per lo Spectrum a 16K e non a quello a 40, cioè che poi è compatibile con quella 48K, Oh, Sam's Journey, medaglia d'oro di Zap. E questo è per il Nintendo Entertainment System. Sam's Journey, Nintendo Entertainment System, il NES. Vedete? E questa è medaglia d'oro di Zap. Poi vediamo un'altra medaglia d'oro, Sam's Journey C64, anche medaglia d'oro, stesso gioco Sam's Journey per Commodore 64, medaglia d'oro 97%. Quindi ha preso il 97% e 95% per il NES. Guardate queste altre pagine, qui avete la versione per il Commodore 64, in questo rettangolo blu, su sfondo blu, avete tutta la recensione del porting su Commodore 64, mentre di qua continua per il NES, e per il NES ha preso 95%, per il Commodore 64 addirittura 97%, voto molto alto per il App Waveful Join. C'è qualcuno che manda dei messaggi strani su Waveful, ma non fa niente. L'evoluzione della scimmia, eccoci qua, questa è Toki e parlano proprio di come è nato il gioco Toki, che c'era anche su Amiga. Toki, mi pare che era 1 o 2 dischetti su Amiga Toki, carino pure, il giochino della scimmietta. Questo fu pure ebbe pure un discreto successo sull'arcade, diciamo, in sala giochi, Toki. E infatti vedete, ne parlano proprio, hanno dedicato parecchio spazio a questo gioco, quindi sono già 1, 2, 3, 4 pagine dedicati a Toki, e hanno fatto, poi di questo hanno fatto il porting su diverse piattaforme. Toki, carino proprio come gioco. Ok, andiamo avanti. Caravandalf per Amiga 70%. Caravandalf, vedete? Per Amiga. Poi Absolute Zero 79%, sempre per Amiga, su questa pagina a sfondo nero. Absolute Zero, vedete? Allora, poi c'è Oz the Escape, sempre per Amiga, vedete? Oz the Escape, e questo ha preso 85% come voto. Vedete quanto sono piene queste riviste? Costano qualche euro, perché costicchiano, però ne vale la pena, anche perché la stampa è su una carta molto 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 buona. Poi è una rivista totalmente a colori, e poi ripeto, piena di articoli. Vedete, qui su questa pagina si parla Attack of the Pesci Robots per MSX, un altro, guardate, cioè sono tantissimi, un altro computer degli anni 80, primissimi anni 90, e qui gli hanno dato come globale 95%. Attack of the Pesci Robots, vedete? Spero che la mia videocamera del PC riesca a mettere a fuoco in tempo reale, andando io abbastanza veloce. Allora, ZX Next, Brothers Revenge ha preso 85%.
E questa è tutta la recensione per ZX Next. E qua parliamo invece dell'MSX, su cui hanno fatto uscire un gioco dedicato all'eroe mascherato Batman. Eccolo qui, Batman in basso, hanno messo un'immagine di Batman, globale 85%, ok? Fitz per C64, hanno fatto il test, gli hanno dato 81%, Fitz per C64, eccolo qua. Andiamo avanti, sempre per Commodore 64, Dig Dug Revival. Dig Dug era quel gioco che ebbe successo anche in sala giochi, dove tu potevi gonfiare i nemici fino a farli esplodere e dovevi, diciamo, scavarti un percorso all'interno di, diciamo, sembra come se fosse scavato all'interno della terra, e quindi tu dovevi, diciamo, sconfiggere i nemici andando a gonfiarli. Insomma, era un giochetto, un passatempo, chiamiamolo così, perché i livelli anche erano molto simili tutti tra loro. Comunque come globale 86%, Dig Dug è stata un'altra pietra miliare. Ok, quindi se uno dice a un appassionato di videogiochi ti ricordi Dig Dug, non può dirvi di no. Ok, tutti abbiamo giocato a Dig Dug. Ok, Wakey Races, un cartone animato molto molto famoso grazie anche a Dick Dastmalty e a Penelope Pistop. Questo gioco sbarca su Mega Drive, ok? Sempre dedicato alle gare di macchine. Le Wakey Races hanno fatto anche un gioco da tavola negli anni scorsi dedicato, diciamo, a questo iconico cartone animato degli anni 70-80, perché di quell'epoca lì. E qui hanno dato 71% a questo videogioco. Sembra che ci siano tutte le vetture che erano in gara nelle Wakey Races sempre, quindi c'erano quelle dei cavernicoli, c'era anche questa qui molto famosa, che non mi ricordo lui come si chiama, se chi è connesso si ricorda come si chiama, diciamo, comunque le Wakey Races molto famoso cartone animato, e hanno fatto, diciamo, questa versione per Mega Drive, 71% con la globale. Torniamo su Commodore 64 con Petaxian. Petaxian gli hanno dato un 76% di globale, eccolo qua, sulla pagina nera c'è recensito Petaxian per Commodore 64. Ok, andiamo avanti. Per lo ZX Spectrum Storm Over Valhalla, Storm Over Valhalla, guardate, Storm Over Valhalla, pagina nera Spectrum, Storm Over Valhalla, globale 73%, test per Spectrum. Torniamo un'altra volta, per l'ennesima volta, su Commodore 64 e c'è Win Games, ha preso 73%, e questi sarebbero i giochi che erano usciti per Microsoft Windows, penso Windows 95, perché vedo, diciamo, il solitario, vedete, mi sa che sono i giochi che erano usciti. Win Games per Commodore 64, un gioco diverso, perché qui parla, vedete, c'è anche Windows 95 con scritto please wait, vedete? Mentre io adesso esco in modo che la telecamera mi mantiene il fuoco. Win Games, questi saranno veramente i giochi usciti su Windows 95. C'è anche quello che si chiamava Campo Minato, Campo Fiorito, quello che volete, perché sul 98, visto che Campo Minato richiamava la guerra, allora lo chiamarono Prato Fiorito, Prato Fiorito che era Campo Minato, e gli hanno dato un 73%, quindi ci sono i vari giochetti che erano inclusi nella versione di Windows 95, li hanno, diciamo, hanno fatto il porting su Commodore 64. Veramente interessante questa cosa. Qui poi cominciamo con diversi giochetti per Amiga e per Amstrad, vedete? Siamo sulle pagine finali di questa rivista, ok? Vedete? Quindi siamo addirittura di arrivo di questa rivista. Oh no, More Peril. Allora, è uscita tanto tempo fa, sempre su Amiga, Oh no, More Lemmings.
e questo si chiama Oh No More Peril per Atari, e poi Minigun Miner, poi c'è Spezzi Quiz per Spectrum. Vedete, poi le pagine cominciano a riempirsi di questi giochi che hanno, diciamo, una minore importanza, ma che io consiglio sempre di dargli un'occhiata. Ovviamente li trovate tranquillamente su internet, non è un problema. Allora, Pimp My Classic and Updates, vedete? Ecco, c'era qualcuno che mi aveva chiesto se c'era qualcosa su Wonder Boy. Eccolo qui, Wonder Boy, vuoto originale 91, globale 94, e hanno richiamato Wonder Boy. Eccolo qui, non poteva non essere citato Wonder Boy. Eccolo, facciamolo vedere anche agli amici di YouTube, oltre che agli amici di Waveful. Siamo connessi ovviamente anche su Facebook. Niente, quindi qui parla di Airwolf, Enhanced, Wonder Boy, Star Soldier, Super Lady Doc, Mario Bros. Vedete? E siamo addirittura di arrivo di questa. Oh, il laser si fa il lifting con l'AI. Space Ace! Non so se hanno ridisegnato Space Ace, devo leggerlo questo articolo. Poi con calma, offline, fuori dalla live, me lo leggo con calma, perché non so se hanno fatto ridisegno, perché ovviamente Space Ace aveva la risoluzione, non mi ricordo se non arrivava a 720, magari 720x480, la risoluzione del DVD poi in MPEG 2, magari, non lo so, ma non c'era neanche l'MPEG 2 all'epoca, quindi diciamo c'era una risoluzione molto bassa, che se dessero in pasto tutte le animazioni di Space Ace, di Dragon Slide, eccetera, l'AI è in grado di alzare la risoluzione pure a un 4K addirittura. Guardate che con l'AI stanno facendo delle cose spettacolari. Io ho visto che all'inizio giravano le foto dei personaggi famosi abbracciati a loro da giovani. Adesso, tra ieri e oggi, io ho provato a pubblicare sul mio canale TikTok anche un video che l'avevo un po' montato tra tutti quelli che girano, in cui i personaggi abbracciano, sorridono, e sono delle animazioni che ne so, Stallone come oggi a Stallone come era quando ha girato Rocky 1. Quindi diciamo si abbracciano, sorridono, è un'animazione, non è più una fotografia che uno poteva prendere una foto da giovane, una foto da adesso, e dice alla I mettila insieme, correggila un po', e lui, la I faceva l'immagine fissa. Adesso non è più neanche così, hanno fatto proprio l'animazione, come se stessero insieme nella realtà, cosa che non è possibile, perché una foto risale a 30-40 anni fa e l'altra foto è di oggi. Quindi diciamo è la I che ha animato queste due foto per farli abbracciare, sorridere, insomma è qualcosa di spettacolare quello che riusciamo a fare adesso con la I. Ok? Veramente veramente bello. Quantum Recharged, vedete? Quantum Recharged, eccoci qua, per PC e console. Poi ci siamo MX0, MSX0 e MSX3 The Next Generation. Ok, e qui si parla un po' di hardware, come vedete si parla un po' di hardware, quindi si lascia un po' da parte il software per dedicarci più all'hardware, quindi come attaccare, che ne so, un'interfaccia USB alle nostre console, come attaccare per esempio un hard disk a un qualcosa che neanche era previsto che lo gestisse un hard disk. E poi alla fine le ultime due pagine, come sempre, dedicate alla posta, Zap Posta. Ok? E così si conclude questo numero. Io direi che potrei anche fare diverse live, magari ecco da una mezz'oretta, ci è voluto circa 35 minuti, magari ne faccio diverse live, più tardi magari ne faccio un'altra dedicata e apriamo un altro zap. Ok? Questa live è stata dedicata al numero 1095 del 2023 di Zap. Ok, abbiamo aperto questo numero
di Zap, l'abbiamo sfogliato insieme, abbiamo visto che è molto pieno di recensioni, dedicate ovviamente a quelli che sono retro gaming e retro computing. A me, oltre all'Hemmings, mi è piaciuto parecchio DuckTales. DuckTales per me rimane sempre una pietra miliare, quante partite ho fatto con DuckTales, ok? E poi ce ne stanno tanti altri, quelli che abbiamo visto, insomma, Sam's Journey, ma a me piacevano tanto questi loghi come venivano fatti, molto molto belli, molto ovviamente anni 80, molto anni 80, primissimi anni 90. Questa è una rivista da applauso, secondo me molto molto bella, impaginata benissimo, ricorda tantissimo gli anni 80-90. Hanno mantenuto sempre i disegni di loro stessi in bianco e nero, vedete? Hanno mantenuto le tabelle con i voti, vedete? Io non so perché sta telecamera ci mette un secolo a mettere a fuoco, mannaggia la miseria. Cioè questa c'ha una, ecco, c'ha una macro spettacolare come vedete, ecco, e quindi però con Windows 7 questa sta in modalità compatibile, non funziona sta telecamera. Io piano piano in futuro ho intenzione di prendermi un computer nuovo, magari un i5 di 13ª generazione, sempre con almeno 16 GB di RAM, gli hard disk ce l'ho, magari ci metto una scheda video leggermente meglio di quella che ho e per me già mi basta, quindi scheda madre, CPU, RAM e scheda video. Poi non so se ci devo mettere pure un alimentatore un po' meglio, ma questo mi pare che erano tutto 850 watt, dovrebbe andare bene. Se vanno bene gli attacchi ovviamente, perché poi bisogna vedere se gli attacchi sono compatibili oppure no. Però io non mi serve né per giocare né per lavorare in 3D. A me più che altro serve per fare queste live, gestire magari più di una videocamera, anche perché in futuro c'è l'idea di attaccare altre 2 o 3 che ce l'ho già, videocamere, per poter, che ne so, fare lo sfogliamo insieme. Magari mi costruisco, mi piacciono tanti Lego, anzi dobbiamo fare anche delle altre cose con i Lego. Farò un attrezzo fatto con i Lego in cui io posso mettere sotto la rivista e la sfoglio, e sopra rimane fissa la videocamera, e magari metto in due il video, da una parte ci sto io oppure io mi metto in un quadratino in basso e ci facciamo lo sfogliamo insieme, proprio così come state vedendo adesso. Ovviamente chi è connesso da Waveflow non può vedere, qui vicino a me c'è un tavolo, stavo sfogliando la rivista in modo normale. Chi invece è connesso da YouTube lo vede tranquillamente, e vorrei fare lo sfogliamo insieme in questo modo, proprio come normale che sia, ok? Quindi per fare questo mi serve un'altra videocamera, e quindi niente, bisognerà inventarsi questa cosa fatta con, diciamo, io faccio parecchie cose con i Lego, quindi sicuramente la farò con i Lego. Detto questo, allora abbiamo sfogliato insieme il numero 1095 del 2023 di Zap. In chiusura di live vi invito a visitare il mio sito principale, che è classe74.it, però andate a vedere anche altri siti, per esempio un sito a cui sono molto affezionato è legolando.it, renijstore.it, o anche starwarsstore.it, o per esempio il mondo del vinile.it, in cui ci sono tutti i vinili. Io sono un grande collezionista di vinili, chi mi segue lo sa, ok? Quindi vi ringrazio di essere stati qui con me. Sono le ore 11:33 di questo 3 agosto 2024. Io vi do appuntamento alla prossima live, che se ci riesco la farò stesso oggi, ok? Un attimino solo, che mentre vi parlo io mi sto preparando la sigla finale. Aspettate che non la trovo, ma che è? Allora, Reni Tunes, non ce l'ho, non c'ho Reni Retro, attenzione, non c'ho Reni Retro. Vabbè, vi metto Reni J, tanto va bene lo stesso. Sì, questo è Reni J, vabbè, fa niente, dai. Ok, allora in chiusura di live vi do appuntamento alla prossima volta e vi saluto augurandovi un buon sabato 3 agosto 2024. Alla prossima.
Ciao a tutti e grazie di essere stati con me.